Allora, caro Giuseppe, qua siamo nell'ufficio dell'ex sindaco, l'avvocato Giuseppe Casson. Allora, di questa vicenda dell'impianto di GPL se ne è parlato, riparlato, se ne parla ancora, a mio avviso spesso un po' a sproposito, ma lasciamo perdere le polemiche. Ma in questi giorni è venuta fuori ancora, diciamo, da alcuni, e onestamente abbiamo dato anche spazio noi sul blog, noi pubblichiamo i commenti anonimi, giusto o sbagliato, insomma, finché sono, diciamo, scritti in un certo modo li pubblichiamo. Continua a venire fuori la vicenda della tua presenza, che in realtà non eri presente, ma comunque adesso spiegherei meglio, con Beniamino nel consiglio di amministrazione di Asper, quando è stata fatta quella famosa delibera che dava la possibilità a Socogas e Costa Bienergie di allargare il perimetro, diciamo, del famoso impianto, no? Premesso che è una vicenda molto complessa, vogliamo cercare un attimo di fare per l'ennesima volta il punto di situazione su quelle giornate, insomma. No, ma guarda, io credo intanto ti ringrazio di avermi chiamato per fare chiarezza rispetto ad un punto che è oggettivamente, o meglio, è oscuro o lo si vuole rendere oscuro. In tanti, come mi è stato segnalato in questi giorni, continuano a sostenere, taluni io dico in buona fede, altri forse non esattamente in buona fede, continuano a sostenere che io abbia partecipato a quella delibera del Consiglio di amministrazione di Aspo in cui si sarebbe decisa l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto. Ecco, in primo luogo io non c'ero, quindi oggi ti consegno il verbale del Consiglio di amministrazione. Io non ero presente alla discussione di quella delibera, avevo impegni precedenti e sono arrivato in un momento successivo appunto alla discussione e alla deliberazione riferita a quel punto all'ordine del giorno, ma quel che conta non è tanto il fatto che io ci fossi o non ci fossi, e come detto non c'ero, ma quel che conta è quello che si è deciso davvero in quel Consiglio di amministrazione di Aspo, e cioè non si è decisa in alcun modo la realizzazione dell'impianto di GPL. Si è deciso solo di ampliare l'oggetto, o meglio di ampliare i terreni già dati in concessione nel 2012, un ampliamento quindi quantitativo delle aree già concesse in diritto di superficie nel 2012 con atto del notaio Caputo. Ti consegno anche questi documenti in modo tale che la città li possa leggere. Un ampliamento quantitativo che non cambia quindi la natura e l'oggetto di quella concessione di diritto di superficie. Il diritto di superficie è stato costituito in favore di Costa Bienergie al solo ed unico scopo di far sì che venga esercitata l'attività di rifornimento delle navi. Si parla in modo chiarissimo sia nell'atto notarile del 2012 del notaio Caputo, sia nel successivo atto stipulato nel luglio del 2015 dal notaio Prosperi, di una destinazione delle aree ad attività di buncheraggio. E il notaio Prosperi stipula un atto nel 2015, che è quello che dà esecuzione alla delibera del 2014 di cui tanto si parla, un atto che viene definito integrativo dell'atto del 2012. L'atto del 2012 quindi è quello che fa fede rispetto a ciò che si può fare in quelle aree, che non è altro che non sia l'attività di buncheraggio, di rifornimento delle navi. E quindi il proprietario delle aree, il Aspo, che si definisce tale, io sono convinto non lo fosse, rimango convinto che non lo fosse, questa è un'altra partita della quale si discuterà e sono convinto e sulla quale starà facendo le dovute verifiche la Procura della Repubblica. Ecco, il proprietario, l'asserito proprietario delle aree, cioè il Aspo, quindi ha concesso quelle aree in diritto di superficie solo e unicamente per l'esercizio dell'attività di buncheraggio. Cosa sia successo dopo? Ecco, io credo sia oggetto già da ora e già da tempo delle attività di indagine della Procura della Repubblica, perché questo aspetto, tra molti altri, è stato oggetto dell'esposto che ho fatto appunto avanti alla Procura, e confido che si possa fare chiarezza quanto prima. Quindi, sempre in sintesi, riprendendo quello che dici, stai dicendo che Aspo, il Consiglio di amministrazione, non ha autorizzato la realizzazione di impianto di GPL? Assolutamente no. Credo ci sono anche molti avvocati che in questo periodo, incaricati da vari soggetti, si stanno occupando della cosa. Credo che la documentazione che ti fornisco possa essere esaminata
affinché si possa confermare dal punto di vista tecnico quello che sto dicendo. Quindi ASPO, io non ho partecipato, ribadisco, a quella delibera di CDA, ma in ogni caso quella delibera non ha in alcun modo deciso la realizzazione di un impianto di GPL, autorizzato, così come già detto nel 2012, autorizzato la sola realizzazione di un impianto di bunkeraggio. Va bene, grazie e arrivederci alle prossime puntate. Grazie a te. Grazie a te.